Sono stati formalmente completati i lavori per il definitivo ripristino e la messa in sicurezza del muro di via San Vito, situato al di sotto del circolo di tennis ad Agrigento. A comunicarlo è l'assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato. Questo intervento, afferma Principato, rappresenta un passo fondamentale per la messa in sicurezza di un'area strategica della nostra città che da anni necessitava una soluzione strutturale e duratura. A partire dallo scorso giugno del 2021, quando la strada fu chiusa precauzionalmente, sono stati realizzati diversi interventi con l'avvio di un primo di messa in sicurezza temporanea che ha permesso la parziale riapertura al traffico, la prevenzione del rischio di caduta dei calcinacci. È stato anche rivisitato il sistema di smaltimento delle acque bianche nell'area sovrastante, in particolare presso i campetti del circolo del tennis, oggetto di intervento concluso di rigenerazione, eliminando le infiltrazioni d'acqua che erano la principale causa del deterioramento del muro. Fin dall'inizio l'obiettivo non è mai stato quello di interventi provvisori, ma di messa in sicurezza definitiva del muro di via San Vito, continua l'assessore principale. Oltre agli interventi strutturali, il progetto ha previsto anche un miglioramento estetico dell'area, la rimozione di elementi vecchi come pannelli pubblicitari, impianti dismessi, vegetazione infestante. Sono stati realizzati lavori di pulizia e di bonifica della superficie muraria, il ripristino dei conci di tufo erosi e il restauro della muratura utilizzando materiali compatibili con la struttura originaria. Sono stati smantellati e ricostruiti il parapetto e il cordolo in calcestruzzo per garantirne stabilità e sicurezza a lungo termine. Interventi simili sono stati eseguiti anche sul tratto di muro lungo la scala laterale che collega la via De Gasperi alla via San Vito. L'evento ha avuto un costo di 150.000 euro, interamente finanziato con fondi comunali, conclude Principato. Questa cifra si aggiunge ai fondi già spesi per i precedenti interventi finanziati con fondi ministeriali e statali, portando l'investimento complessivo a circa 300.000 euro, una somma già prevista nel 2021.